E ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Riprendiamo la lunga diretta con tutti gli aggiornamenti e le ultime novità di queste ore in merito all'andamento dell'epidemia nel nostro territorio, ma anche in merito a quelle che sono appunto le ultime novità, tra le quali anche la bozza del decreto di aprile-maggio, che dovrebbe contenere appunto alcune interessanti novità. Avremo modo di parlarle nel dettaglio alle 18, quando avremo in collegamento in diretta il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Nel frattempo continua a tenere banco naturalmente la questione delle aperture e delle riaperture, con la fuga in avanti della provincia autonoma di Bolzano, che ha deciso sostanzialmente di riaprire da domani i negozi e da lunedì proprio riaprire completamente, compresi i bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, musei e quant'altro. Una decisione che è stata presa nella notte dal Consiglio provinciale di Bolzano, decisione che però è stata già impugnata dal governo, il quale continua a ribadire quella che è la linea sostanziale delle aperture, delle eventuali aperture differenziate regione per regione a partire dal 18 di maggio, a seconda o sulla base insomma di tutta una serie di valutazioni che verranno effettuate dal Ministero della Salute. Allora sentiamo intanto che cosa ci ha detto al telefono proprio poco fa il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compaccer. Noi, in base ai dati epidemiologici che abbiamo, diciamo, gli sviluppi anche che sono molto confortanti delle ultime 3-4 settimane, abbiamo deciso di dar luogo a una graduale riapertura delle attività economiche e si parte con i negozi a partire dall'entrata in vigore della legge stessa, poi anche con bar e ristoranti a partire da lunedì e anche per i servizi alla persona, cioè per quanto riguarda parrucchieri, estetisti e così via. I negozi da domani, poi perché la legge sarà pubblicata stasera e così diciamo entra in vigore con la pubblicazione, perciò domani potranno riaprire. Ovviamente però tutto questo solo in osservazione di una serie di misure di protezione, di cautela, che sono addirittura in gran parte più severe di quelle che vigono in altri paesi europei e forse poi saranno anche quelli previsti a livello nazionale. Per esempio noi abbiamo già da oltre un mese l'obbligo di portare la mascherina sempre, ovvero abbiamo anche la distanza che è di 2 metri che va osservata, cioè sotto i 2 metri bisogna comunque sempre avere la mascherina, in locali chiusi sempre la mascherina e tante altre prescrizioni, e perciò noi partiamo sì ma in sicurezza, sapendo che bisogna evitare assolutamente una seconda ondata, perciò abbiamo anche, la legge stessa ha previsto una commissione di esperti che fa un monitoraggio molto preciso e puntuale sullo sviluppo della situazione, e in qualsiasi momento il sottoscritto, il Presidente della Provincia, può intervenire con ordinanza anche a ritornare, diciamo, eventualmente e prevedere di nuovo chiusure e ulteriori restrizioni. Ecco, questo è l'approccio che abbiamo avuto perché vogliamo soprattutto responsabilizzare i cittadini. La nostra idea è che la mano pubblica non può garantire fino all'eternità di escludere qualsiasi rischio di contagio, cioè un lockdown eterno neanche quello lo consentirebbe, e perciò responsabilizziamo tutti i cittadini, tutti noi dobbiamo essere attenti e osservare attentamente tutte le prescrizioni, e così possiamo man mano recuperare quella che è la nostra vita normale, fra virgolette. Il governo dovrà valutare i contenuti della legge come fa per qualsiasi legge, ci farà presente eventuali dubbi anche sulla legittimità della legge stessa, noi potremo anche poi presentare le nostre controdeduzioni, e io credo che saremo in grado anche a spiegare molto bene la nostra posizione e credo anche che sia in linea
la nostra posizione con quello che comunque sono gli indirizzi a livello nazionale, perché sappiamo che tutte le regioni italiane adesso hanno anche presentato un'istanza al governo di poter iniziare a ripartire. Io ho sempre apprezzato l'azione di governo in queste settimane dell'emergenza. Credo che il governo italiano abbia fatto molto bene, anzi è stato copiato poi da tanti governi a livello europeo, e per quello non ho mai esitato a elogiare anche l'azione di governo. Poi però già da qualche settimana ho fatto presente che per la fase 2 poi si deve tornare anche a una ordinaria gestione, diciamo, della situazione anche a livello regionale, perché abbiamo la nostra autonomia, abbiamo le nostre prerogative, e avevo auspicato già da tempo un DPCM che prevedesse appunto proprio questo, una differenziazione a livello regionale e margini di manovra anche per le singole regioni in base a linee guida emanate a livello nazionale, magari condivise anche con tutte le regioni. Questo purtroppo non è avvenuto finora, adesso sembrerebbe che per il 18 sarà proprio così, e noi nel frattempo ci siamo, diciamo, messi abbiamo lavorato su questa legge e l'abbiamo approvata adesso. Ecco, allora queste avete sentito le parole del presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo la decisione appunto di procedere, di fare questa sorta di fuga in avanti con l'apertura da domani, già da domani, dei negozi, e da lunedì anche appunto di parrucchiere, estetiste, ristoranti, bar, musei, praticamente la riapertura totale nella provincia autonoma di Bolzano, una decisione che è stata impugnata dal governo, quindi vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Abbiamo ora in collegamento Skype il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte. Buonasera, buonasera sindaco, grazie per essere qui con noi. Non so se sia riuscito a sentire le parole del presidente della provincia di Bolzano. Come giudica lei questa fuga in avanti, insomma questa decisione di aprire così indiscriminatamente? Ma diciamo che abbiamo tutti quanti rispettato in modo assolutamente rigoroso i DPCM, quindi i decreti ministeriali, le ordinanze. Diciamo che siamo stati anche molto bravi, i cittadini sono stati bravi, perché quando gli è stato chiesto di rimanere in casa, di chiudere i negozi, di chiudere le fabbriche, lo hanno fatto, e i dati proprio ufficiali dimostrano che i veneti, e quindi nel caso del collega il Trentino Alto Adige, sono stati i migliori in questo, perché hanno rispettato rigorosamente quelle che erano le indicazioni che ci venivano date per appunto mettere in sicurezza la salute dell'intera comunità. Oggi però, a fronte di dati che sono assolutamente incoraggianti, per merito di scelte, per merito della sanità, dei medici, degli infermieri, ci sentiamo sufficientemente sicuri di poter ricominciare a rimettere in moto le nostre comunità, e questo magari non ci viene consentito dallo Stato, che vuole uniformare la fase 2 a tutto il paese. Questo non credo sia corretto. Io parlo per la mia città, per il Veneto, credo che siamo assolutamente pronti per ripartire. Molti lo hanno già fatto, altri purtroppo sono ancora inchiodati al palo, e questo sta generando molta tensione nei territori e anche in quelle attività commerciali che si vedono giorno dopo giorno sempre più in difficoltà da un punto di vista economico. Noi semplicemente diciamo che chi è in grado di ripartire in sicurezza, perché non vogliamo comunque trascurare gli aspetti sanitari, deve poterlo fare. Ecco, peraltro diciamo la nostra è anche una regione che si trova proprio, e lo sappiamo molto bene, insomma incuneata tra regioni autonome, due province a statuto speciale, quindi vedere diciamo queste fughe in avanti secondo lei non può rischiare di generare un ulteriore malcontento, soprattutto nei territori di confine. Pensiamo per esempio al Bellunese, dove insomma a distanza di pochi chilometri ci saranno ristoratori, bar piuttosto che parrucchiere aperte, mentre appunto nel Veneto saranno ancora chiuse, fino a quando esattamente ancora non è dato sapere.
Ma sicuramente sì, perché si marcano le differenze tra i cittadini, cioè quindi ci sarà la parrucchiera che è in Veneto che non può aprire, la parrucchiera in Trentino che invece potrà tranquillamente ricominciare a lavorare, tra l'altro con il rischio... In Alto Adige, no, in Alto Adige, attenzione perché poi... Adige, giusto, in Alto Adige, però voglio dire, cambia poco perché da un punto di vista comunicativo in alcune regioni possono lavorare, in altre no. E quindi voglio dire, la tensione rischia di aumentare ulteriormente. Credetemi che non ne abbiamo bisogno perché le manifestazioni dei nostri commercianti ormai sono all'ordine del giorno. Io francamente li capisco pure perché dopo anni di attività si vedono comunque costretti a tener chiuso anche a fronte degli sforzi che sono disposti a fare per operare in sicurezza. Quindi qui manca un po' lo Stato, no? E oggi stiamo parlando di commercio, ieri parlavamo della scuola, altre volte parliamo degli appalti pubblici, c'è molta confusione e poche risposte e quindi tutta questa incertezza, tutta questa perdita di tempo, questa lungaggine non fa altro che peggiorare una situazione che francamente non è delle migliori. Quindi l'invito io che faccio al governo è quello di ascoltare maggiormente i territori, di ascoltare i governatori, di ascoltare i presidenti delle province piuttosto che i sindaci, perché loro hanno il termometro preciso della situazione nelle proprie comunità. Cioè io francamente mi sento di garantire che la comunità trevigiana è pronta a ripartire in assoluta sicurezza. Ecco Sindaco, con gli altri primi cittadini della regione vi siete confrontati anche su questo che è uno dei temi più caldi in questo momento che come primi cittadini appunto vi trovate ad affrontare dato che siete il primo fronte insomma che i cittadini piuttosto che appunto tutte le varie categorie economiche in difficoltà in questo momento si trovano, tant'è che appunto le chiavi dei negozi le hanno consegnate a voi, le hanno consegnate a voi sindaci? Sì, le ho qui, proprio dietro al PC c'è il cesto con le chiavi dei negozi, le tengo qui perché la volontà è quella nel giro di pochi giorni di riconsegnare le chiavi delle attività commerciali con anche l'auspicio di poter dare degli aiuti, delle risposte che consentano loro di ripartire nel minor tempo possibile. Ovvio che io questo ci tengo a dirlo, il municipio e i comuni possono fare e devono fare i comuni, poi la parte dello Stato deve farla lo Stato, che non passi il messaggio che i comuni si sostituiscono allo Stato, perché non è esattamente così. Il ruolo del sindaco è stato particolarmente delicato e io lo ribadisco ogni volta, perché abbiamo dovuto fare gli equilibristi tra le preoccupazioni da un punto di vista sanitario, preoccupazioni economiche e lavorative, preoccupazioni familiari e in più abbiamo anche la preoccupazione dei bilanci comunali e ricordo che ogni euro che entra nel comune esce sotto forma di servizio ai cittadini. Quindi voglio dire, il ruolo del sindaco è stato molto delicato perché è al centro di tutta questa serie di preoccupazioni, paure. Quindi oggi noi dico ascoltateci perché se c'è un settore che può ricominciare a lavorare deve poterlo fare. Sindaco, Compace era sottolineato come l'Alto Adige punti moltissimo sulla responsabilizzazione dei cittadini, quindi insomma l'Alto Adige se la sente di garantire del comportamento corretto dei cittadini che rispetteranno rigorosamente quelle che sono le prescrizioni date. Ci sentiamo di dire altrettanto, glielo chiedo Sindaco perché in redazione proprio in questi ultimi giorni, insomma dall'avvio della fase 2, quindi quando c'è stato un maggiore afflusso di persone, sono arrivate veramente moltissime telefonate di cittadini arrabbiati perché vedono persone senza la mascherina che continuano a girare, ad andare a correre piuttosto che a camminare, a passeggiare o comunque magari hanno la mascherina ma la utilizzano diciamo scorrettamente o a mo' di orecchino o a mo' di collare sotto mento, quindi insomma sono molti che forse non hanno ancora capito l'importanza di questo dispositivo di protezione ed è chiaro che insomma è una cosa fondamentale da rispettare, a maggior ragione in questo momento nel quale è fondamentale
non sbagliare, insomma, non sbagliare passo, perché insomma il virus continua comunque a circolare e i dati fortunatamente incoraggianti sono comunque anche il frutto di una rispetto delle regole, di misure restrittive che sono state ottemperate in questi ultimi 2 mesi, no? Sì, però anch'io mi sento di dare totale fiducia alla mia comunità, devo dire la verità. Poi adesso si sta scatenando un po' questa caccia alle streghe, ma però io dico, se noi vediamo 100 persone che indossano correttamente la mascherina, non ci facciamo caso perché quella è la normalità, è un comportamento corretto. Se ne vediamo 2 senza mascherina, fa notizia. Allora io l'appello che faccio è ovviamente di non abbassare la guardia e di essere attenti e scrupolosi nel rispettare appunto queste regole base e di principio che sono l'utilizzo della mascherina, gel o guanti e il distanziamento sociale. Se c'è qualche situazione che magari desta particolare preoccupazione perché o c'è un assembramento oppure proprio c'è menefreghismo nei confronti delle regole, l'invito che faccio ai cittadini è quello di avvisare le forze dell'ordine. A Treviso in città ci sono ogni giorno 20 pattuglie della polizia locale che stanno facendo un servizio straordinario di monitoraggio, di sensibilizzazione, di richiamo e anche qualche multa, poche per fortuna. Ma dico poche perché le persone che francamente anch'io ho richiamato personalmente sono davvero poche. Io ho passato un'intera mattina, un martedì mattina, giornata di mercato, in giro per la città, compreso al mercato, e personalmente ho richiamato 2 persone soltanto. Quindi bisogna fare un attimo attenzione, però io in realtà mi sento di ringraziare i cittadini perché stanno, come hanno fatto nella fase 1, stanno affrontando in modo assolutamente responsabile anche questa fase 2. Poi però se c'è qualcuno che continua ad avere dei comportamenti superficiali che rischiano di mettere a repentaglio i grandi sacrifici fatti dall'intera comunità, dagli imprenditori, dai commercianti in tutti questi 3 mesi, credo che sia giusto che vengano sanzionati, richiamati e soprattutto che gli venga fatto capire l'importanza di utilizzare in modo corretto la mascherina, anche perché tenerla sotto il mento, tenere il naso scoperto, voglio dire, cosa cambia? A questo punto indossala in modo corretto. Beh, sicuramente su questo non c'è dubbio. Volevo anche che vedessimo insieme, Sindaco, questo servizio che ha realizzato proprio oggi la nostra redazione di Padova e che contiene un appello davvero molto accorato del professor Crisanti. Abbiamo imparato a conoscerlo in queste settimane, in questi mesi, per il grandissimo lavoro che ha fatto assieme a tutto lo staff dell'Università di Padova rispetto appunto all'andamento dell'epidemia di coronavirus e rispetto alle misure di prevenzione nella nostra regione. E appunto c'è questo accorato appello ai cittadini proprio perché vengano rispettate le misure di sicurezza anti-contagio per evitare proprio a tutti i costi che si torni indietro in questo percorso, potremmo definire, di guarigione collettiva dal Covid-19. Vediamolo insieme. Prosegue l'attività dell'università e dell'azienda ospedaliera sul fronte della ricerca e dello studio del coronavirus. Punto di riferimento per la regione rimane il professor Crisanti, che cita Padova come esempio di educazione civica, ma critica anche, senza mezzi termini, la situazione di altre realtà e si dice indignato del comportamento di alcuni italiani. Altre città dove si vede gente affollata senza mascherine. Guardi, ecco, io voglio dire a queste persone, noi abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo punto. È veramente un delitto sprecare il lavoro fatto e il punto in cui siamo stati. Ecco, questo è il messaggio che voglio dare. C'è poi l'ipotesi che circola in queste ore che già nell'ottobre scorso qualcuno fosse stato colpito da Covid a Wuhan, in Cina, la città simbolo dell'epidemia. Un'ipotesi basata anche sul racconto dello schermidore trevigiano Matteo Tagliariol, che aveva affermato di aver avuto sintomi compatibili durante i mondiali militari. È anche vero che Tagliariol era poi guarito e non si era sottoposto ad esami specifici. Crisanti spiega che Padova è centro di riferimento veneto dell'influenza e che sono stati rianalizzati i tamponi archiviati da ottobre a marzo, il periodo dell'epidemia di influenza. Li abbiamo praticamente ritestati tutti retrospettivamente per verificare se c'era qualcuno che c'era sfuggito che era infetto al coronavirus. Questa analisi non ha dato nessun risultato positivo finora, quindi a Padova e nella regione Veneto, di cui noi siamo il centro di riferimento, da l'inizio di novembre fino a gennaio
analizzando retrospettivamente tutti i campioni che erano arrivati come diagnosi influenza, non abbiamo trovato nessun caso di coronavirus. Quanto all'ipotesi di apertura differenziata da regione a regione, Crisanti, anche senza affermarlo specificamente, si dice in sostanza favorevole, ma per motivazioni strettamente scientifiche. La riapertura deve essere fatta su base del rischio, non è che è molto semplice. Un'apertura indifferenziata significa che non è stato calcolato il rischio. Ecco, questo penso di averle dato una risposta. La scienza si basa su misure, quindi se non ci sono misure è chiaro che sono contrario. Ecco, Sindaco, ha sentito le parole di Crisanti, si dice indignato, no, per questi gruppi di persone, presumo facesse riferimento soprattutto ai video che sono circolati in rete relativi a Milano, alle scene che si sono viste ieri sera sui Navigli di aperitivi senza mascherina con centinaia di persone, scene veramente che fanno venire i brividi alla luce di tutto quanto abbiamo vissuto in questi mesi e dei sacrifici enormi che sono stati fatti da tutti. Sì, scene che noi non siamo francamente abituati a vedere nelle città del Veneto. Fortunatamente. Perché al di là di qualche sporadico furbetto che magari indossa o male la mascherina o non la indossa, oppure nel correre passa in mezzo ad altre persone respirando in modo affannoso, però voglio dire, situazioni come quelle dei Navigli noi in Veneto non siamo abituati a vederne, tant'è vero che questo è un punto di grande pregio della nostra comunità veneta, cioè grande senso di responsabilità, grande senso civico e grande rispetto delle regole che ci vengono date. E questo è uno dei motivi che oggi ci consente di affrontare e di chiedere di affrontare la fase 2 con ottimismo e soprattutto con grande spirito di responsabilità. Però io volevo anche fare un appello, approfitto di questo momento e della vostra disponibilità, un richiamino, anch'io lo farei. Io sono un appassionato di corsa, no? E francamente mi è capitato di vedere dei runner che magari ovviamente nel momento in cui tu stai correndo è giusto che non utilizzi la mascherina, però averla sempre a portata di mano, perché nel momento in cui o incroci delle persone oppure finisci la tua attività fisica, credo che sia corretto indossare la mascherina per evitare che persone che magari stanno semplicemente passeggiando rischino semplicemente dal fatto che tu sei passato a fianco a loro con questo respiro che magari è anche un po' più affannoso rispetto ad altre situazioni. Quindi questo è un richiamo che vorrei fare proprio agli appassionati del mondo della corsa, o andare a correre in luoghi che sono meno frequentati e quindi possono correre liberamente senza mascherina, oppure se si decide di andare nella restiera piuttosto che sulle mura, avere sempre a portata di mano la mascherina in modo da evitare che ci siano incroci. E l'altro appello che faccio ai nostri cittadini è quello di non buttare lungo le strade, lungo i fossati o nei prati guanti e mascherine, perché è qualcosa di brutto che stiamo riscontrando nelle nostre campagne oppure fuori dai supermercati o fuori dalle aree mercatali. Chi utilizza i guanti, chi utilizza le mascherine le butta nei suoi rifiuti di casa in modo assolutamente civile. Tra l'altro è anche un appello che è stato lanciato proprio dalla Lega Ambiente in queste ultime ore, visto che comunque insomma di questi dispositivi ne usiamo e ne continueremo ad utilizzare moltissimi, proprio a riciclarli anche nella maniera più corretta possibile, a smaltirli correttamente, anche perché tra l'altro, lo ricordiamo, si tratta comunque di un rifiuto potenzialmente a rischio sanitario, trattandosi di una mascherina, perché se per caso quella persona che l'ha indossata fosse stata contagiata piuttosto che i guanti, è ovvio che mette anche a repentaglio l'incolumità degli operatori ecologici e di coloro che poi la dovranno raccogliere questa spazzatura, no? Esattamente, e poi c'è anche un aspetto ambientale, che abbandonare questi rifiuti sui cigni delle strade, sui prati o nei fossi sicuramente non è un bel messaggio. Quindi l'appello che faccio è questo, di avere senso di responsabilità, di civiltà quando si utilizzano, e poi continuare con questo spirito anche quando si devono buttare via questi strumenti. Fatemi ringraziare anche il professor Crisanti. Mi fa piacere che riconosca nei cittadini padovani un grande spirito di civiltà, perché nella sua intervista i padovani rappresentano in realtà tutto il popolo veneto. Crisanti, insieme al governatore Zaia e alla sanità veneta, hanno indicato la rotta in modo davvero incredibile
e anche con scelte lungimiranti che oggi hanno consentito di mettere in sicurezza la salute della nostra comunità. Quindi davvero ci tenevo a ringraziarlo per il lavoro che ha fatto, per la grande professionalità e per il grande cuore che ha messo a disposizione del popolo veneto. Grazie. Allora, Sindaco, peraltro proprio sulla questione dei podisti che lei sollevava, il governatore Zaia ha annunciato che forse ci sarà anche un'ulteriore ordinanza regionale, proprio perché anche in regione sono arrivate numerose lamentele di persone appunto sul fatto che i podisti che corrono senza mascherina, se lo fanno in luoghi che sono particolarmente frequentati da pedoni, da gente che va a passeggiare con i bambini, rischiano ovviamente di mettere in pericolo anche queste persone, visto che magari uno che corre ha anche un respiro sicuramente più affannoso, tant'è che la distanza tra i runner è il doppio rispetto a quella tra normali pedoni, 1 metro contro 2 metri, quindi molto probabilmente ci saranno anche delle novità nelle prossime ore proprio relativamente ai runner. Non sappiamo ancora quali saranno, forse su dei percorsi alternativi, magari per chi non vuole indossare la mascherina finché corre, perché effettivamente c'è il rischio concreto di faticare a respirare in caso di uno sforzo così intenso come quello della corsa, no? No, attendiamo queste novità, però sono convinto che i runner capiranno la situazione e quindi in modo assolutamente responsabile adotteranno quelli che sono degli accorgimenti minimi per garantire la sicurezza loro e delle persone che incrociano. L'ultimo appello che volevo fare, sempre approfittando della vostra cortesia, è un piccolo richiamo anche ai locali che adesso stanno cominciando quel takeaway a riaprire, riavvicinare i propri clienti, però mi raccomando, perché va bene vendere i propri prodotti, però è fondamentale che le persone vadano a consumare questi prodotti nelle loro abitazioni e non si creino degli assembramenti fuori da questi ambienti, anche se distanziati da 5-6 metri o nella piazza adiacente. Cioè i prodotti si vanno ad acquistare nel bar di fiducia e si torna a casa a consumarli. Mi raccomando, anche da questo punto di vista stanno arrivando parecchie segnalazioni nell'orario aperitivo piuttosto che il caffè della mattina. Sono già stati dati dei cartellini gialli che sono dei richiami, perché prima di fare una multa da 400 euro ad un commerciante che è già in difficoltà ci penso su 2 volte, però non approfittate di questa nostra disponibilità per poi fare un po' quello che si vuole. Ricordo che tutte queste regole, tutti questi provvedimenti, queste ordinanze sono state fatte per mettere al sicuro la salute della nostra comunità. Cioè non perché ci divertiamo a rompere le scatole, non perché ci divertiamo a mettere multe, ma semplicemente perché stiamo vivendo e siamo nella fase finale un'emergenza sanitaria molto importante. Certo, quindi un appello alla responsabilità e al buon senso di tutti. Sindaco Conte, io la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro naturalmente a lei e a tutta la sua squadra, polizia locale compresa, che come lei ha sottolineato sta svolgendo un lavoro molto importante nel controllo ma anche nell'informazione dei cittadini, perché magari a fronte di tante regole nuove che non si conoscono magari qualcuno anche sbaglia, inconsapevolmente. Ecco. Grazie ancora Sindaco e buona serata a lei. Grazie per il lavoro che svolgete tutti i giorni. Grazie Sindaco, arrivederci. Allora, noi vediamo intanto c'è giunto un aggiornamento per quanto riguarda il MES, perché è stato trovato l'accordo all'Eurogruppo proprio per quanto riguarda il MES, questo strumento che era molto atteso tra favorevoli e contrari per quanto riguarda i finanziamenti che potrebbero essere dati al nostro Paese e secondo fonti UE, il Presidente Mario Centeno, i prestiti agli Stati saranno pienamente operativi a partire da metà maggio e questa sicuramente è una notizia importante. Noi dovremo collegarci tra pochissimo con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, direi se la regia è d'accordo di andare in pubblicità e ci rivediamo quindi tra pochissimo. Restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Ci colleghiamo subito in diretta Skype con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Buonasera, grazie, buonasera Ministro, grazie per essere con noi. Una domanda a raffica subito, perché stanno circolando in queste ore delle bozze per quanto riguarda il nuovo decreto appunto relativo alle misure economiche messe in campo dal governo. Quali sono le novità rispetto a quanto circolato fino a questo momento? Beh, credo che le due novità principali siano una parte di risorse a fondo perduto che destiniamo alle imprese, sono circa 10 miliardi che comprendono una sospensione, un abbuono di 3 mesi di affitti e poi un intervento sulle bollette e un intervento di erogazione vera e propria di risorse. E l'altra novità molto importante anche ai fini della ripresa è l'intervento del 110% di ammortamento sugli investimenti che le imprese fanno per il rilancio della loro attività economica. Questo è molto importante, si inserisce in un filone. Noi ci ricordiamo che c'è il bonus energetico, che c'è il 4.0, aggiungiamo questo ulteriore strumento che rappresenta un elemento di novità. Quindi da un lato confermiamo cassa integrazione guadagni per altre 9 settimane, 800 euro per le partite IVA, reddito di emergenza per chi non ha altri ammortizzatori, ma aggiungiamo due novità importanti, tutte sul lato dell'impresa, interventi a fondo perduto e sostegno attraverso questo meccanismo fiscale super vantaggioso. Ecco, allora sta mettendo tantissima carne al fuoco, sì, Ministro. Scusi. Allora, per fare chiarezza, bonus degli autonomi diceva 800 euro, quindi è confermato, sì, sale rispetto ai 600 erogati precedentemente ad 800. Per quanto riguarda invece affitti, bollette e risorse insomma destinate agli esercizi commerciali, questo si intende, o anche ai cittadini, insomma ai semplici cittadini? Per i cittadini era già stato previsto nel decreto di marzo una possibilità di una sospensione di un credito fiscale sugli affitti, ma qui ci rivolgiamo soprattutto agli esercizi commerciali, che è una richiesta che è venuta molto forte in queste settimane, sì, e riguarda l'abbuono di 3 mesi di affitto, in maniera tale che ci sia, cioè i mesi di marzo, aprile e maggio, praticamente sia chi deve pagare l'affitto e chi deve riceverlo viene, come dire, aiutato, perché ci sarà, come dire, questo ristoro, verranno dati, cioè i soldi. Ma quindi verranno dati dei soldi a fondo perduto al negoziante affinché possa pagare l'affitto sostanzialmente? Sì, adesso stiamo vedendo se al negoziante o al proprietario. In ogni caso il risultato finale è che l'affitto non viene pagato da chi lo deve pagare, ma viene riscosso da chi lo deve ricevere. Ok, per quanto riguarda le bollette invece è uno sconto sulle bollette? È uno sconto sulle bollette, ovviamente come sempre in fase di definizione di un decreto così complesso ci sono delle questioni tecniche da mettere a punto, ma l'idea è quella di definire uno scarico di una parte delle bollette in maniera tale che ci sia una riduzione del carico di spesa per le imprese soprattutto. Tecnicamente è ancora in fase di definizione, ma l'idea è questa. Ecco, sottosegretario, veniamo un po' alla nota dolente, nel senso che tutti questi bonus, chiamiamoli così, insomma comunque questi aiuti che vengono dati alle imprese, ai cittadini in un momento così difficile come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo e che purtroppo continueremo a vivere anche nei prossimi mesi dal punto di vista economico naturalmente,
quando effettivamente verranno erogati, perché uno dei problemi maggiori è proprio quello della tempistica. Moltissimi imprenditori si stanno lamentando per esempio di non essere riusciti ancora ad ottenere i famosi prestiti garantiti al 100% dallo Stato, per tutta una serie di difficoltà oggettive, insomma, che ci sono, per cui come anche alcune ammortizzatori sociali, insomma le casse integrazioni non ancora l'hanno ricevuta tutti i lavoratori, quindi è chiaro che in una situazione di tensione come quella che si sta vivendo in questo momento in tutto il mondo delle imprese e del lavoro, la tempestività anche dell'arrivo di questi sostegni è fondamentale. Sono 3 i casi più emblematici che lei ricordava. Il primo riguarda gli 600 euro che adesso diventano 800. Lì siamo partiti con un ritardo che ci ricordiamo a causa di un intoppo del sistema dell'INPS, ma è stato recuperato, ormai siamo più dell'80% dei pagamenti effettuati. Per quanto riguarda la cassa integrazione, che invece sta procedendo ancora a rilento, lì abbiamo constatato che il meccanismo che in situazioni normali insomma era tollerato, quello del doppio ingresso regione e INPS non funziona, rallenta, quindi stiamo per correggerlo. C'è un recupero in atto e credo che entro questo mese saremo a regime per i pagamenti arretrati. Il caso delle banche è diverso perché su quello c'è stato un rallentamento dovuto non tanto al decreto quanto alle banche che insomma nonostante il 100% non si sono sentite garantite per la parte delle responsabilità. Nella discussione parlamentare che stiamo facendo stiamo apportando un correttivo che riguarda una sorta di autocertificazione che chi chiede i soldi deve fare, e questo dovrebbe finalmente togliere di mezzo qualsiasi alibi e finalmente questa cosa importantissima che sono i 25.000 euro arrivare rapidamente alle persone, alle famiglie, alle imprese che le hanno chieste, perché se sono state chieste adesso d'urgenza è perché servivano proprio in questo momento. È chiaro, se arrivano fra 2 mesi, magari fra 2 mesi la ditta ha già chiuso, molti o ha riaperto, speriamo. O anche aperto, speriamo, ma molti lamentavano proprio questo, il rischio di non riuscire nemmeno a riaprire perché non riesce a superare questo momento, insomma, di fermo totale. Per quanto riguarda gli affitti, Ministro, quando arriveranno questi soldi o quando si riuscirà, insomma, a innescare questo meccanismo virtuoso che a quanto lei ci ha detto, insomma, dovrebbe comunque andare a soddisfare quelle che sono le richieste sia dei affittuari che si trovano appunto in difficoltà a pagare l'affitto del proprio negozio, della propria attività per le note, insomma, ragioni dovute al fermo causato dall'epidemia di coronavirus, sia anche quelle dei proprietari che magari molto spesso a loro volta confidano proprio in queste entrate per il sostentamento della propria famiglia piuttosto che di altre attività. Cioè, i tempi quali sono? Dunque, i tempi di formulazione e di definizione del decreto ormai sono brevi, è questione di pochi giorni, stiamo lavorando intensamente questo fine settimana per poter concludere, c'è una probabilità che già lunedì o martedì si possa varare il decreto, quindi da quel momento diventa operativo e quindi il diritto è sancito. Dopodiché, se la soluzione fosse, questo è ancora un aspetto tecnico, un credito d'imposta, è chiaro che a quel punto scatta il meccanismo che le persone possono rivalersi sulle loro dichiarazioni dei redditi anche in compensazione direttamente quest'anno, che poi il punto fondamentale è che non devono pagare l'affitto. Ecco, appena c'è il decreto è sospeso il pagamento degli affitti anche retroattivo, cioè perché comprende anche i 2 mesi precedenti, quindi chi li avesse pagati potrebbe rifarsi
su uno sconto fiscale e chi dovesse ancora pagarli non dovrà pagarli più. Ma il proprietario quando li vedrà? Se è un credito d'imposta li vede anche lui con una compensazione fiscale che può essere fatta anche durante quest'anno. Però il meccanismo tecnico, mi permetto, è meglio aspettare i testi delle leggi per discutere il meccanismo tecnico, perché come sappiamo bene nelle ore precedenti i decreti c'è da definire, quindi appena è pronto il decreto sono disponibilissimo ovviamente a esplicitare nel dettaglio anche le eventuali esigenze di comprensione. Nelle ultime ore che precede un decreto le parti tecniche sono sempre da studiare con attenzione. Chiaramente io le faccio le domande che farebbe il cittadino comune, perché immagino quali siano gli interrogativi che in questo momento si stanno facendo le persone che da casa ci stanno guardando e che sono lì naturalmente che aspettano con grandissima ansia il passare non dei giorni ma delle ore e dei minuti per poter vedere un po' di luce insomma in questa situazione drammatica che stiamo vivendo. Ministro, non so se lei abbia avuto modo di vedere la prima parte della nostra diretta, credo di no, penso sia stato impegnato in altre faccende. Abbiamo comunque sentito l'intervista al presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che ha appunto deciso assieme al Consiglio provinciale di anticipare insomma tutti per quanto riguarda la questione delle riaperture, per cui in Alto Adige già da domani riapriranno i negozi, da lunedì riapriranno parrucchiere, estetiste, bar, ristoranti, musei e quant'altro, quindi già a partire da lunedì 11 maggio. Il ministro Boccia ha annunciato che il governo impugnerà questa decisione e ovviamente questo anche nei nostri territori sta creando un certo malumore ovviamente da parte di tutte queste categorie che ovviamente trattandosi di territori di confine, di regioni vicine, ovviamente si vedono ulteriormente penalizzati, dicono insomma oltre il danno la beffa. Guardi, è una forzatura che è stata fatta che francamente stiamo parlando di giorni, non stiamo parlando di settimane, di mesi, no? Il piano di riapertura dei negozi è tra pochi giorni, ormai siamo al 18 e tra una settimana. Voglio dire, e sapete che si sta anche discutendo di anticipare per gli stessi barbieri, estetisti, parrucchieri, eccetera. Quindi è una forzatura che esattamente crea malumori, non aiuta una gestione, attenta dell'equilibrio necessario ancora tra i problemi della difesa della salute e il problema invece della spinta legittima a riaprire, e obbliga il governo a una scelta non gradevole, che è quella di impugnare, perché sarebbe bene invece che si andasse d'accordo e peraltro, come vede, le altre regioni sono due sole quelle che hanno fatto questa forzatura, la Calabria e il Trentino Alto Adige. Le altre regioni c'è una discussione, ci sono spinte, ci sono richieste, ma c'è una gestione abbastanza condivisa. Ecco, io penso che questo ultimo mese, che è il mese più difficile perché è quello in cui siamo tutti stufi, abbiamo voglia di ricominciare, abbiamo voglia di lavorare, anche coloro che hanno lavorato tutto questo periodo hanno piacere che inizi l'attività normale, però siamo ancora in quella situazione delicata che francamente gestiamolo con questo equilibrio che è ancora necessario, anzi discutiamo bene i protocolli con i quali si garantisce la sicurezza da un lato e dall'altro discutiamo anche di come affronteremo il calo di attività, perché non è che riaprendo i ristoranti, che tra l'altro saranno obbligati a ridurre almeno del 40-50% i loro spazi, poi avremo immediatamente una ripresa di clientela, perché sarà molto lenta questa ripresa e la cosa peggiore sarebbe aprire per richiudere. Quindi francamente se potessimo gestire questo ultimo mese
richiamandoci tutti alla responsabilità, facendo insieme l'ultimo sacrificio, l'ultimo sforzo, perché è chiaro che è giusto avere delle date, ci mancherebbe altro, date, protocolli e modalità di apertura, forse sarebbe la cosa migliore, darebbe ai cittadini anche un senso di tranquillità senza innescare quei fastidi che altrimenti soluzioni di questo tipo comportano. Ecco, lei ha messo un po' il dito nella piaga, perché anche le date e i protocolli sono appunto uno dei temi che sta facendo maggiormente diciamo agitare moltissime persone, perché oltre alla data c'è la mancanza ancora del protocollo, perché magari uno dice sì, ok, ho capito, apro il 18 apro, ma come dovrò aprire ancora non si sa con precisione. Dovrò aprire con quali distanze, dovrò aprire con quali dispositivi, i parrucchieri dovranno dotarsi delle barriere in plexiglass, sì o no, dovranno utilizzare che cosa? Quindi queste persone chiedono anche un certo tempo per potersi organizzare in modo da arrivare alla data finalmente stabilita, pronti, in regola e perfettamente organizzati per poter riaprire. Ma guardi, sono che legittime richieste, penso, no? No, le richieste sono legittime. Le risposte devono venire da un accordo tra le categorie economiche, le parti sociali con il governo per definire i protocolli, ma le regole sono sufficientemente chiare, sono distanze, mascherine e sanificazione. Quindi con questi tre parametri è possibile costruire le soluzioni in ogni situazione specifica. La sanificazione, per esempio, se prendiamo i barbieri, i parrucchieri, normalmente sono già predisposti all'igiene, perché è un settore che già affronta da tempo, no? Il problema di mantenere al massimo dell'igiene. Pensate solo all'uso degli strumenti, no? Che ormai o vengono usati una volta sola o vengono tutte le volte sterilizzati, eccetera. Quindi da questo punto di vista più presto le categorie economiche, è un invito che io faccio anche, le categorie economiche che rappresentano questi lavoratori definiscono delle proposte di protocollo. Per esempio ieri mattina il governo stesso, il ministro Franceschini, ha mandato alla commissione medica 5 ipotesi di protocolli per la possibilità di aprire il più presto possibile tutta la filiera turistica, comprese le spiagge. Quindi il lavoro da fare in questi giorni è proprio questo, definire categoria per categoria le proposte. Se vengono dalle categorie stesse, questo è molto utile, perché è chiaro che sono rappresentative e conoscono bene le situazioni specifiche. Certo, ecco perché a questo proposito, Ministro, mi pare ci siano delle novità importanti, in particolare per Venezia, giusto? Ho letto alcune anticipazioni in ANSA che dicevano appunto proprio per quanto riguarda Venezia nello specifico. Sì, no, per Venezia ci sono stati due cose importanti. Una, che il ministro Franceschini sta contrattando a livello europeo un canale, un corridoio perché possano arrivare quest'estate già un po' di turismo straniero, in particolare centro ed est Europa, che è vitale per il Veneto e per Venezia. Venezia e le spiagge venete è vitale. La seconda operazione che vale anche per Venezia, non solo, vale per tutto il turismo, sono il finanziamento dei bonus per le vacanze italiane in Italia, che consentirà a molte famiglie di avere questo aiuto statale per poter utilizzare un po' di giorni estivi in questo strano agosto, dove si lavorerà anche, spero, mi auguro, perché vuol dire che avremo ricominciato davvero, però poter consentire a famiglie coi figli di poter utilizzare anche delle giornate di vacanze. Dopodiché, per quanto riguarda invece Venezia, ci sono un finanziamento europeo che è stato ieri annunciato anche dal collega Martella, che si sono sbloccati dei fondi finalizzati proprio al sostegno delle situazioni più esposte, come Venezia ha avuto anche l'acqua alta, e sono soldi che prevalentemente andranno alla città di Venezia, non solo, ma alla città di Venezia. In più
sono stati sbloccati ieri l'anticipo dell'80% dei fondi nazionali per il trasporto pubblico locale, al quale aggiungiamo altri 600 milioni sempre per nazionali nel decreto che facciamo nei prossimi giorni, per poter venire incontro ai problemi che il trasporto pubblico locale in generale ha, e di conseguenza quello veneziano in particolare, che ha la caratteristica anche della parte lagunare e non solo di quella, diciamo, terrestre. Certo. Quindi una serie di interventi, se ne aggiunge anche un altro che sono 102 milioni che sono stati sbloccati per Porto Marghera e per i marginamenti di Porto Marghera, in maniera tale che si possa completare delle opere che erano sospese. L'attenzione per Venezia continua, perché Venezia è il centro di moltissime anche possibilità di ripresa per l'Italia. La vetrina dell'Italia nel mondo lo è sempre stata. Sottosegretario, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Ci risentiremo quindi prossimamente, nei prossimi giorni, non appena ci saranno anche questi dettagli che sicuramente sono molto attesi dai cittadini. Grazie e buon lavoro. Noi allora ci fermiamo qui per questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Ritorniamo tra poco con il TG del Veneto. Arrivederci.